Bella raga, ciao a tutti del commentone veneziano, vai di Football Manager Leeds, Swansea, Hull, Elland Road, Premier Division inglese ragazzi. Siamo passati in Capital One, ma nel quarto turno abbiamo beccato il Manchester United, quindi ho paura che saremo fuori al prossimo turno. Vogliamo di fare una buona prestazione in casa, cercare di portare a casa i 3 punti che con lo Swansea insomma ce la possiamo fare. Vai fiori! Squadra titolare, Boga al posto di Tarabt che proprio non mi convince, difesa con Young Ambigua, tutto il resto la titolares. Allora andiamo. Ok. Ok. Vai ragazzi. Qua mi dimentico sempre, porca mignotta. Offensivi. Vai ragazzi. Vediamo di fare una buona prestazione. L'Elan Road. Benteke. De Bruyne. Ladley. Dai ragazzi. Siamo già al 25esimo, ancora 0-0. Affanculo. Freghiamo di sta palla. Bravissimo Beck. Beck recupera Ladley. Cracker Doria, Ocampos, 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 sbaglia Ocampos, ma recupera Ladley, Ocampos, 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 fallo di Vida. Porca puttana. Vai De Bruyne. Pablo Hernandez, attenzione. Vida. Ins. Fuori, fuori, fuori. Ladley. Ocampos. De Bruyne. Noble. Ladley. Benteke. Ocampos e Boga. Boga. 1-0 Leeds, Boga meglio di Tarabt, ragazzi, sto giovane Boga è veramente forte, ragazzi, il Leeds va in vantaggio al 27esimo. Siamo venuti fin qua per vedere vincere il QMB. Finisce il primo tempo, per il momento abbiamo ancora il modulo, diciamo, più offensivo. Voglio dare l'ultima opportunità in casa, dopo però dalla prossima partita sono quasi certo di andare con il modulo un po' più tranquillo. White. Dai fioi. Tattiche. Mettiamo pausa, mettiamo Jorginho per Noble e Werner per Benteke. Vai ragazzi. Cambio tattica. Dai, teniamolo 1-0, fioi, teniamolo. Siamo già al 70esimo. De Bruyne. Young Ambewa, tiro, Jorginho, qualcuno, gol! Gol! E gol di Cracker Doria! 2-0! Cracker Doria! Bravi ragazzi. Stiamo attenti ragazzi, stiamo attenti. Ocho. Pablo Hernandez, Hernandez, mamma mia. Settantatreesimo, dai fioi, portiamo a casa la vittoria, portiamola a casa Beppe. 80esimo. Hinks. 8, roba nostra, bravo Summer.
Oh, porca puttana. Mamma mia che traversa, che culo. Però il primo tiro dello Swansea è ufficiale. È ufficiale, primo tiro all'83esimo. Jorginho, Ladley. Jorginho. Werner, bravissimo, Jorginho. Per White. White, mamma mia. Bravo portierone. Gol. Ancora Summer, mamma mia che parata. Dai, fischia arbitro, andiamo a casa, andiamo a casa. Buon 2-0, grandissima vittoria all'Ellen Road e si gode. E si gode. Ben fatto, vediamo la classifica. Siamo al settimo posto. Hull City leads al Circle. E siamo sempre con la difesa titolare, sì, normale, insomma con Young Ambiwa al posto di Lees. Centrocampo come la scorsa stagione, fermo della scorsa stagione, con Noble, De Bruyne e Giorgino, che De Bruyne fa regista avanzato, e Boga, Ocampos e Werner al posto di Benteke perché si è rotto per 10 giorni. Andiamo, vediamo se con questo modulo siamo un po' più equilibrati. L'ultima partita abbiamo vinta bene, 2-0, però questo modulo mi sembra un po' più equilibrato. Me l'avete consigliato anche voi di ritornare al modulo della passata stagione. Vediamo di fare altri 3 punti, sarebbe importante dare un po' di continuità ai risultati. Mentalità. No, tutto per tutto anche no. Offensiva. Vai ragazzi, Hull City Leeds United. Occhio. Gol. Gol dell'Hull City. 1-0 dopo 4 minuti. Porca puttana. Ragazzi, sveglia che Ocampos, Ocampos, Ocampos! 1-1 subito, Lucas Ocampos. Bravi, bravi fioi, subito risposta da campioni. De Bruyne, attenzione Werner, Timo Werner, 2-1. Occhio, gol incredibile, 2-2, pazzesco. Pazzesco. Dai fioi, dai, dopo questa stagione prendiamo tanti gol. Ocampos, Ocampos, De Bruyne, White, Noble, Noble, sbaglia tutto Mark. Non sono molto soddisfatto perché hanno preso dopo 2 gol da cazzo, dai. Il secondo tempo una prestazione di gran lunga superiore, soprattutto in difesa, Purtroppo butto via tanti risultati perché alla fine, oddio, back del Leeds infortunato. Ok. E mettiamo, chiediamo chi è, ma in condizioni non meravigliose. Proviamo Tarapt che non sta giocando benissimo. Cioè, scusate Boga che oggi non ha fatto molto.
Dai ragazzi. Attenti. Buttala via. Occhio, no il gol. Bravo Summer. Fioi sveglia, pressiamoli che possiamo ancora vincere. Dai che se pressiamo sbagliano. Se pressiamo sbagliano, ecco, mamma mia. Eccola là. Tarabt, De Bruyne, White. Niente da fare, sbagliamo tanto anche noi purtroppo. Occhio. Buttala via. Traversa, gol. Mamma mia che bava. Super bava. Sessantaseiesimo. Dai fioi, dai. Pressiamoli vabbè però madonna. Se pressiamo sbagliano. Fioi, sveglia. Niente, recuperano sempre la palla, loro sono più veloci di noi, non c'è niente da fare. Young ambigua. Ancora errori. Dal City, che fortunato gol, ma va inquinato a mare. Gol della City 3-2, pazzesco. Immeritatissimo, ma arriva il gol. Sempre in vantaggio, segnano ste figli di puttana. La squadra deve migliorare ancora tanto, mamma mia. Guarda, i goldoni, mamma mia. Dai, fioi, dai. Niente ragazzi, è finita sconfitta per il Leeds. Mi brucia un po' perché a mio parere non è meritata, però ragazzi questa è la Premier League, è durissima. Vaffanculo, aggressivo non si può fare sti errori. Vediamo la classifica. Ottavo posto, 10 punti, va bene dai, però il problema è che abbiamo una partita in più. Ragazzi, il derby delle rose, Manchester United Leeds all'Old Trafford, campionato prima della Carling sì, vabbè, ciao, della Capital One. Sarà dura, qua si prospetta la seconda sconfitta consecutiva, devono stare tranquilli e stare calmi, hanno comprato Pastore loro comunque. Speriamo bene, che sinceramente arrivare in Europa League la vedo un'impresa abbastanza disperata, cioè dobbiamo veramente migliorare tanto, non siamo ancora in Europa League e poi il campionato inglese è veramente difficile, ci sono tante squadre forti, forse il campionato, anzi senza il forse, il campionato più competitivo in assoluto. Ok, vai. Teniamo contropiede e andiamo. Siamo sempre col modulo a tre centrocampisti. Mamma mia. Andrebbe benissimo anche un pareggio, guarda, sarebbe meraviglioso un pareggio all'Old Trafford. Super big match, dopo la che ho vinto ad Anfield, a parte scusate, pareggiato ad Anfield 3-3. Bravo Boga, De Bruyne vede il Benteke, fuori. Dai fioi. Stiamo giocando bene per il momento nel derby delle rose. Attenzione però Cleverly. Attenzione a Cleverly, Fellaini, Anderson, ai, mamma mia quanto abbiamo rischiato. Benteke sbaglia ma recupera Campos. De Bruyne, bellissimo per Benteke. Ladley, troppo lunga. Oso, Van Persie, mamma mia che sofferenza. Boga,
Gerimboga. O Campos. O Campos, o Campos, Benteke. Perché non tira? Non ci credo. Ma no, dov'è? Ma Benteke, ma no. Dai, Fiori, dai. 19esimo, ancora 0-0 nel derby delle rose. Tutti pieni di fango i giocatori. Ocio. Ai ai ai, Van Persie recupera White ma sbaglia, c'è il fuori, mamma mia. Mamma mia, abbiamo rischiato di prendere gol qua. Sta per finire il primo tempo all'Old Trafford. Aia. Gollivan, ma va a cagare, vabbè. Ma andate a fare in culo. All'ultimo secondo del primo tempo, ma dai. Che culo di merda. De Bruyne si è fatto male, molto bene. Momento molto difficile. Entra Jorginho. E mettiamo Timo perché proprio mi ha del Benteke. Non lo so, mi sta un po' deludendo, eh. In realtà tutti giovani, nessun campione ancora fermato, però qualcosina di più me l'aspettavo per adesso, dai. Adesso devo prendere gol su punizione così. Aia, gol. Madonna. Si soffre, si soffre. Fallo di Ledley. Madonna, sì, però non si può giocare così, ragazzi. Non si può giocare così. Io capisco che siamo all'Old Trafford, però sveglia, madonna. Un'azione magari, Fiori, un'azione, grazie. Ma basta con sti errori! Aia, aia. Ancora il portiere c'è. Sono molto deluso però adesso. Niente, ormai fa tutto il Manchester, fa tutto lo United di merda che il Madonna quanto li odio. Tarapt. Aia. Fuori. Dai Tarab, svegliati però, perché anche da lui mi aspettavo qualcosa in più. Occhio. Mamma mia, che sofferenze. Meritiamo di perdere purtroppo. Anderson. Niente, ci fanno il torello, ragazzi. Torello dello United di merda, quanto li odio, madonna! Ancora, ancora gol, ancora il portiere fa miracoli sensazionali. Il mio portiere è il migliore in campo, Neanche un tiro nel secondo tempo, una vergogna. Non dovevo perdere con la City, è là la sconfitta che non ci sta. Va a finire sta partita in maniera mesta e devastante. Finita 1-0, vai a cagare, vai a cagare, vai a cagare. Niente ragazzi, un momento difficile adesso per la squadra. Due sconfitte consecutive purtroppo, siamo sempre a 10 punti, ma con sempre la giornata in più, molto molto male Spalletti.
Ma vaffanculo. Vabbè raga, sotto il commendone veneziano c'è tanto da lavorare. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.